prevedo quello che ho già previsto e si è già verificato con il consigliere De Francisci. A me pare che o l'onorevole Di Mauro sia privo totalmente di lucidità e di raziocinio, oppure, molto furbescamente, Di Mauro si sta preparando a passare con armi e bagagli dall'onorevole Alfano, cioè Di Mauro si sta preparando ad abbandonare l'MPA per tornarsene da Alfano. La candidatura di Mariella Lobello è un suicidio politico per l'MPA, ma anche per il FLI, e viene da pensare che chi dice che tra Gentile e Scalia vi sia un gioco delle parti per, scusate il verbo, fottere Fini, probabilmente pensa bene. Quanti elettori di Fini voteranno per la segretaria provinciale della più screditata CGIL che esista in Italia? Quanti elettori moderati ed ex democristiani cui si rivolge l'MPA voteranno per Mariella Lobello, la segretaria della CGIL? Io credo che sia veramente una candidatura che deve fare molto preoccupare per le manovre che vi sono sotto banco. Angelo Capodicasa lo ha raccontato in tutte le salse, che si è incontrato un minuto sì e un minuto no, quasi fossero fidanzati ed innamorati, con Totò Pennica per tutto il tempo. E adesso questa scelta di Capodicasa, imposta a Di Mauro di candidare Mariella Lobello, fa solo e soltanto il gioco di Alfano e di Pennica. Lombardo è una vecchia volpe, saprà cosa pensare. In un passo di questa lettera si legge che lei dice appunto che l'unico soggetto della sinistra agrigentina che riesce a convogliare, a raccogliere un po' di voto moderato è Peppe Arnone. Cioè in pratica sta chiedendo a Lombardo di candidarla subito, di appoggiarla subito. No, assolutamente no, io sto semplicemente dicendo a Lombardo, a sinistra Mariella Lobello eroderà qualche punto percentuale ad Arnone. Mariella Lobello non si sognerà neanche minimamente di togliere voti a Pennica e a Zambuto. Che razza di candidatura è? Va a fare una pessima figura, e lì posso anche comprenderlo. Qualcuno ha promesso dei benefici a Mariella Lobello per il dopo elezioni, visto che abbandona la CGIL. Ma sul piano politico serve la candidatura di Mariella Lobello? È possibile che io mi sbagli? E invito Mariella Lobello a venire subito con me in televisione per spiegarmi quanto è buona la sua candidatura. Se è brava a spiegarmi che la sua candidatura è valida e vincente, io mi ritiro, appoggio lei. Solo che in questo momento, con tutta sincerità, devo dire agli elettori che io penso che la candidatura di Mariella Lobello sia ridicola, nella stessa misura in cui è ridicola la CGIL Agrigentina, che ha espresso Riccardo Viviani, Totò Grado, Giacomino Di Benedetto, Vittorio Gambino, e adesso queste scelte incomprensibili di Mariella Lobello.